Adomì? Scusa. Maledetta. Alla ricerca del grip al 16%. Here we are in cima a Kremeniak. Va che panorama! Golfo di Monfalcone, là in fondo la laguna di Grado, aeroporto Trieste Leonchieri Legionari, la bici di Piero, cima Piero che fa pipì. Noi siamo qui, andiamo in questa direzione, ma andiamo fuori dalla cartina perché andiamo esattamente su quella punta là. Terstelli. A few moments later. Allora, questa è la prima uscita in mountain bike dopo la caduta sul percorso della Coglio Bike Marathon e dopo la caduta non mia con Luca che prova la mia Ethos. Scendiamo da qua, c'erano dei signori sulla sinistra, io e Piero stiamo tutti e due a destra, io non guardo avanti e davanti c'è questo. Altezza ombelico. Lui grandissimo, cioè tanto di cappello, passa sotto. Io onestamente più di così non potevo fare. L'ho lanciata anche oggi. Sono arrivato qua e mi sono disteso, quindi abbiamo timbrata anche oggi, una media spettacolare, complimenti Matteo. 2 su 2. Bicicletta comunque perfetta, rotto solo il supporto del Brighton, non ho parole, che palle. Scollino su asfalto a Temnica o come cavolo si chiama, mi faccio schifo nella pronuncia in sloveno. Qua andiamo su, ancora l'ultimo pezzo. Indizi su come sta andando l'uscita di oggi in mountain bike. Indizio numero 1, questo. Indizio numero 2, indizio numero 3. Cimitero a Temnica means fontana, quindi pausetta, refill borracce, barretta e saliamo direzione Terstelli. Piero sale impennando, ha detto. Questo è il nostro bivio. Destra, qui si tornerebbe a Rence e cominciamo a salire. Questa l'ho fatta la prima volta nella mia vita, alla prima uscita col Tarmac SL5, quindi bici da strada, con il buon Matteo che mi fa: andiamo lì, è solo una salitina gravel di 1 chilometro. Erano 3, era tutta sterrata, o meglio sarà tutta sterrata perché la vedrete, e io ero appunto con la bici da strada, copertoncini, scarpe da strada ovviamente, però siamo arrivati fino su. Vi lascio il video qua. Noi arriviamo là dove si vedono quelle 2 antenne, giusti? Qua inizia lo sterrato. Se non ricordo male ci sono un paio di rampe
e un tornante, una curva stretta, qualcosa del genere. Comunque è tutto larga così, strada forestale, strada militare. Qui noi stiamo sempre sulla strada principale, aspetto Piero. Qua dovrebbe mollare un attimo, poi ultima rampa, piccolo rifugio e poi su sinistra per l'ultimo pezzo, che se non ricordo male è il pezzo più duro. Una delle ultime rampe. Che vista! Quando arriviamo su vi mostro, bellissimo. Qua a sinistra piccola lingua di asfalto, perché come vedete qua è tutto in piedi. Siamo decisamente in alto e questo è decisamente in salita. Piccolo rifugio. Buongiorno. C'è un profumo di carne, di ragù, di cibo che non avete idea. Buonissimo. Becco un desterrato per l'ultimo pezzo. Io continuo a chiedermi perché sono salito di qua in configurazione bici da strada. Qua è very tosto. E che ci siamo. Oh, eccoci. Va che robetta. Che figo. Questo dovrebbe essere il versante nord, da sinistra a destra verso l'Italia, Calvario, Nova Gorica, poi Slovenia, Staniel, e qua non conosco altri posti. Vipava,
Valle del Vipava. Comunque siamo a 643 metri sul livello del mare. Qui invece, anche se la giornata non è proprio il top, è abbastanza uggiosa, si vede là in fondo Trieste in questa direzione, poi ovviamente più a destra Capodistria, oltre dall'altra parte. Qua sotto c'è il Monte Armada e noi adesso torniamo di qua, direzione Doberdò e Ronchi. Che bello. Non ho portato il drone oggi, ma comunque non sarebbe stata la giornata giusta perché è veramente molto molto grigio, quindi non si sarebbe visto granché. Magari la prossima volta ci torno e mi porto il drone. Ok, questo è il panorama. Noi scendiamo da dove siamo arrivati e quando siamo giù di nuovo sulla strada credo che punteremo direzione Rence. Facciamo un rientro tranquillo. Mi dicono che qua dal Tersteli ci siano dei bei sentieri in discesa, che però oggi non mi sembra sia il giorno giusto per provarli. Qua a destra, per farvi vedere questa che è un'altra strada, sì. E qua deve essere pieno di sentieri. Infatti se avete sentieri da segnalarmi qua in zona, lasciatemi un commento, ovviamente dopo esservi iscritti al canale. Buongiorno. Questa era così bella lunga prima in salita, adesso non durerà niente in discesa. Arriveremo giù in men che non si dica. Destra, scolliniamo Rence e torniamo indietro sotto Cerie. In discesa da Rence, primo tornante tagliato a sinistra sullo sterrato, che è il pezzo che adesso stiamo facendo in salita ma abbiamo fatto in discesa sempre io e Piero, arrivando da Cerie, quando siamo andati a vedere a Rence il passaggio del Giro di Slovenia. Anche per questo c'è un video, ve lo lascio qua nella i. Puntiamo direzione Cerie, casa. Poi noi andiamo a destra. Ciao, buongiorno. Qua sinceramente non mi ricordo. Sinistra? Sinistra. Mi pare sinistra. Errata corrige, qua destra. Stiamo sotto a Cerie senza fare la salita e scollinare di là. Poi rientriamo per Merna o per Pacchiasella, adesso vediamo.
quella volta in salita. Non ho i dati sotto mano perché nella caduta si è staccata una letta del supporto del Brighton, ma francamente non è che mi interessi così tanto la lunghezza del giro, il dislivello. Oggi va benissimo così perché io l'ho già tirata, quindi sono già contento di essere andato fino su in cima al Monte Tersteli e essere di rientro a casa tutto sommato senza conseguenze. Ma anche Piero oggi non è nella sua giornata migliore, non è molto energico, quindi super easy, torniamo a casa con calma e ce la godiamo. Qua più salita, Scollino Cerie o Pacchiasella a casa più vicino? Ok, qua Merna, discesa sinistra, strada a casa. Potremmo anche andare a sinistra o Pacchiasella. Più corta sinistra, però un pelo più salita. Qua. Ah, ok. Una via di mezzo. Quanto che avemo? Chilometri? 40 km, 9,60 dislivello. Bel giro. Di qua arriveremo sui tornanti in cima a Merna, andiamo a sinistra, in pratica stiamo girando intorno a Cerie, tagliamo verso Pacchiasella, scendiamo di nuovo in Italia e torniamo a casa. Eccoci, sbuchiamo sull'ultimo tornante della salita che da qui arriva da Merna, passiamo sotto Pacchiasella, giù e giù a destra per tornare in Italia. Bam 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 bam. Rientriamo a Monfalcone dalla discesa degli Archi, così passo in negozio che mi faccio sistemare la sella che si muove. Help! Ciao! Later. Visitina in negozio perché, come si vede, ho bisogno di un nuovo casco. Questo ha fatto egregiamente il suo lavoro, mi ha salvato la testa oggi, quindi a presto con un nuovo video, un prossimo casco e delle prossime uscite in MTB o bici da strada. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento, ci vediamo al prossimo video, ciao!